Buongiorno amici, sono le 6 del mattino e ci troviamo a casa di uno yogi, un maestro di yoga. Ma non siamo a Varanasi, nella città di Shiva. Siamo al Cimpello di Pordenone. Questa è la casa di Nicola De Simone, che adesso andremo a conoscere, che per il momento è dentro le azioni preparatorie al saluto al sole. Bene, ti sei scaldato un po'? Siamo scaldati. Questa però era l'ora in cui una volta andavi a dormire. Perché il nostro maestro è un po' una bronza coerta, come si dice, da queste parti. Nel senso che nel passato è stato un personaggio importante della Pordenone Underground. Ci racconterai anche di questo tuo glorioso passato nel mondo della musica, insomma. Volentieri, guarda, non so quanto glorioso fosse, però è stato sicuramente un periodo a cui porto la mia memoria molto volentieri, Pordenone, perché stiamo parlando dei primissimi anni '80. Tu sei questo qua col bananone, vero? Questo sono io, sì, col bananone, insomma, questo è il periodo con il gruppo musicale Pordenone, insieme appunto X, che aveva iniziato la sua storia come Sexy Angels. E tu suonavi la batteria? Io suono la batteria, poi una volta che si è suonata la batteria si è batteristi per sempre, quindi non si può smettere di suonare la batteria. E Pordenone, diciamo, era un momento tosto quello lì, comunque, la città di Pordenone, nel senso che da una parte avevi le droghe e una vita, diciamo, che aveva anche un epilogo abbastanza anche non così sicuramente alto, e d'altra parte c'era la musica. E non voglio adesso essere troppo estremo, ma dal punto di vista degli animi un pochino più tesi, forse queste erano le due correnti, c'era la musica da una parte, dall'altra parte c'era... Le inquietudini giovanili andavano in queste due direzioni di solito? Sì, la sensazione era questa, insomma, lì vedevi due correnti molto divise, insomma, e lo vedevi nel vestiario, nei capelli, lo vedevi nella stessa musica che si ascoltava, insomma, quindi per me è stata una grande opportunità poter scegliere la via della musica, che poi mi ha portato anche a fare un percorso, insomma, come professionista. Comunque sono andato a fare tutto un periodo di formazione negli Stati Uniti, e dove poi ho incontrato lo yoga, insomma. E quello che mi ha cambiato la vita è stato questo maestro qui, praticamente. Questo è il mio maestro Yogananda. E questo primo libro che tu hai conosciuto personalmente? No, lui aveva già lasciato il corpo quando io ero negli Stati Uniti, però è arrivato nella mia vita in maniera molto speciale, in un momento tra l'altro che non era così semplice, attraverso un amico che poi è diventato il mio maestro di yoga. L'unico libro che si trova nel comodino di Steve Jobs, praticamente, ed è quello che Steve ha regalato praticamente a tutti le persone che collaboravano con lui come omaggio il giorno del suo funerale. Vado negli Stati Uniti, vado precisamente a Los Angeles, vado a studiare la batteria, e lì inizia tutto un percorso che mi porterà, diciamo, nel tempo a collaborare con Nina Hagen, la meravigliosa Nina Hagen, una degli artisti che ho avuto proprio veramente l'onore di conoscere nella mia vita. Quindi eravamo nel mondo punk? Questo è il mondo punk, però sai, Nina mescolava la lirica con il punk, con l'hip hop, con tutte le correnti, insomma, musicali. Una visionaria? Assolutamente sì, è estremamente dotata poi dal punto di vista vocale, insomma. Quando ci ha accolti in questa casa a Los Angeles, che era la casa dove viveva Jimi Hendrix, quindi sì, posti, diciamo, pieni di magia, veramente splendidi. Adesso sei proprio rock? Adesso sono più rock, è vero, ma anche più yogi, assolutamente sì. E quindi sì, come dicevo, posti pieni di magia, dove poi ho fondato anche la mia band, che si chiamava Numb, e questi sono alcuni dei personaggi che puoi vedere, insomma, qui. Tu sei questo? Io sono questo, sì, questo è il periodo dreadlocks praticamente. Uh-huh. Posso testimoniare personalmente che nella vita non c'è niente che butti via, cioè, tu
tutto quello che ti accade alla fine fa parte di un piano magico, quindi è stato lo yoga in qualche modo che è venuto a prendermi. Lo yoga poi ti ha portato a girare il mondo per approfondire Sì. la conoscenza e la pratica di questa disciplina. Sei stato ovviamente in India, qua siamo tra gli aborigeni dell'Australia. Come si chiama questo strumento? Questo si chiama didgeridoo oppure iridakki e in realtà c'è un unico mondo, sono gli uomini a mettere confini e barriere e per me questo è stato anche questo lo yoga significa unità e quindi è bello vedere che ci sono strumenti simili nella nostra Italia come verso la Sardegna, ci sono persone, ci sono tradizioni, c'è la possibilità diciamo, di vivere la vita stando bene, in un modo sano, amando la terra e essendo in armonia con tutto quello che è creazione. Dopo la pratica adesso è l'ora della colazione, Sì. non mangeremo cornetti e non berremo cappuccini. No. E cosa facciamo? Ma Stai guarda- utilizzando un po' di zenzero? Sì, qua ti preparo un tè semplice con un po' di zenzero. Quindi curcuma e zenzero. Curcuma e zenzero, disintossicante, antinfiammatorio. Non puoi praticare yoga senza andare dalla madre in India. Quando vai lì veramente a nutrirti. Per me è sempre stato, arrivare in India è sempre stato un po' come tornare a casa fin dalla prima volta. Ha le sue contraddizioni, ha le sue difficoltà. Comunque, dopo tanto viaggiare, tanti giri in giro per il mondo, tante esperienze fatte, persone conosciute, sei comunque ritornato a Pordenone. Sì, guarda, in realtà io diciamo che una volta ritornato a Pordenone da Los Angeles, poi da Pordenone mi sono mosso, ho iniziato a fare dei viaggi, da Pordenone sono finito, da Pordenone mi sono mosso in altre direzioni. E Pordenone è una città che mi ha accolto molto bene dall'inizio, perché io ho tantissima gratitudine, è la mia città, e ho tantissima gratitudine perché mi ha veramente accolto. E poi da qui ho raccolto le forze, le energie per anche aprire una scuola e iniziare un percorso diciamo nello yoga integrale, quotidiano, sono 20 anni praticamente che io conosco questa pratica e da quando ho iniziato la pratico tutti i giorni e questo secondo me fa la differenza, non c'è un giorno in cui passa e poi non ci sia lo yoga nella mia vita. Ecco, ma lo yoga, tutti sanno cos'è lo yoga o almeno pensano di saperlo, però magari la gente ne parla forse spesso anche attraverso tanti stereotipi. Se tu dovessi spiegare a un bambino di 8 anni, come nel film Philadelphia, se tu dovessi spiegare a qualcuno proprio brevemente, quasi per slogan, cos'è lo yoga, cosa diresti? Lo yoga significa unione, è un sistema olistico che si prende cura del corpo, della mente e dello spirito e che porta l'essere umano verso se stesso. Ok, allora a questo punto più tardi magari Sì. andiamo a fare un salto anche alla scuola. Sì, molto volentieri. Dai, fatta. Sì, dai.
Bene. Allora, il sole è già alto, siamo già a giorno inoltrato e adesso ci troviamo nella scuola di Nicola, la scuola yoga di Pordenone, con i suoi splendidi allievi della squadra agonistica. Se li vuoi presentare? Volentieri. E con me ho una parte della squadra perché c'è una ragazza che è assente, ho qui Davide Toneguzzi, c'è Riccardo Basso, c'è Giulia Valini e Alice Dani. E abbiamo anche Emma McCuty che però è assente. Bene, a questo punto salutiamo chi ci ascolta sulle frequenze di Tele Friuli con il classico saluto della scuola e di tutti gli yogi. Di tutti gli yogi, assolutamente sì. Namaste. Namaste. Ciao!